È un momento di straordinaria importanza e che infonde in noi anche una certa emozione, il frutto di un lavoro che abbiamo racchiuso in questo dossier presentato ad ACES che ci ha permesso di conseguire questo titolo di Regione Europea dello Sport per il 2024. La Regione del Veneto è una regione di sport e sportivi, il grande evento che ci aspetta è quello delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, ma soprattutto un territorio e una comunità profondamente legati allo sport. Quasi 500.000 atleti tesserati in tutte le discipline, migliaia di società sportive, un mondo del volontariato radicato in tutta la comunità veneta legato allo sport, un patrimonio di impiantistica sportiva di eccellenza. È chiaro che per noi anche la capacità di organizzare grandi eventi rappresenta un motore anche per l'attrattività e lo sviluppo del territorio, ma voglio sempre sottolineare poi il valore formativo e sociale dello sport e i valori che sono sottesi allo sport che noi cerchiamo di promuovere soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, ed è per questo che essere oggi a ricevere questo riconoscimento rappresenta per noi un punto di partenza ancora più importante per promuovere lo sport nel Veneto. Ma direi che è un po' insito nel carattere di noi veneti che siamo fortemente votati al sacrificio, al lavoro, all'impegno e abbiamo una grande predisposizione alla solidarietà che fa sì che si lavori insieme per raggiungere i risultati.